fanno hanno un iter. Noi rispondiamo degli studi che facciamo. Per gli studi siamo assicurati. Quando uno partecipa ad uno studio e pubblica dei risultati, espone la struttura in cui lavora come responsabile di quello studio. I contratti con attività di ricerca, ad esempio con industrie, case farmaceutiche, li firma il direttore generale dell'azienda, adesso è chiaro. Allora io ho visto tirato in campo il funzionamento dell'azienda. Il funzionamento dell'azienda, con quello che c'è scritto su quell'articolo, non può faccia. Scherziamo? Allora, non è che possiamo dire che qui il fatto della smentire di queste robe, perché sono stupidaggini, io ci tengo a dare certezza di come funzionava e funzionano le attività di ricerca qui dentro. Noi non facciamo esperimenti vari, noi rendiamo conto di quello che facciamo. Allora, inaccettabile che un giornale scriva che noi abbiamo avuto pressioni dall'alto. Noi abbiamo avuto richieste che non sono richieste di natura politica o altre. Le richieste vengono da un fornitore che mi dice: tu hai detto che questa cosa non funziona, dammi le prove. E io espongo questo ospedale a un rischio di richiesta di risarcimento, per esempio, come uscite le parole orientate con un dato. E le persone che vengono citate rispondono solide, perché rispondono perché si possono chiamare fuori. Solo che normalmente uno studio ha detto di no, di cognome e dà un'autorizzazione preventiva e dà tutto un iter che qua dentro viene regolarmente rispettato. Sottolineare che io ho sempre agito nella massima assoluta libertà di pensiero. Voglio anche sottolineare che non ho ricevuto nessun tipo di pressione, assolutamente, perché noi lavoriamo fondamentalmente per il bene dei pazienti, per cui direi che proprio è una situazione assolutamente avulsa da quella che è la nostra pratica e ripeto che credo che abbiamo veramente lavorato nella massima correttezza gestionale, mettendo in atto tutta la nostra professionalità. Mi sono dimenticato una cosa per completezza della richiesta dello studio, che erano stati immediatamente informati sia Pietro Cianci, sia il professor Telan, sia il professor Zanti. Non è che le cose non si sapessero. Erano stati evidentemente informati. Guardate che io ho questa richiesta, datemi gli elementi per rispondere. No. Non è che uno richiede dall'ospedale se questa cosa, adesso lo danno anche gli elementi, rispondimi. Non è che possono rispondere su una progetto, no? Ecco, vorrei anche sottolineare, dire una cosa, che a mio avviso ormai questa polemica, tra l'altro, è ormai superata. Direi che è superata alla grande, perché premesso quello che abbiamo detto, nessuno studio scientifico in senso compiuto è mai stato presentato e tutto ciò che abbiamo fatto rientrava in un approfondimento diagnostico nell'ambito della nostra pratica clinica, perché volevamo capire, e questo credo sia assolutamente, avvenga assolutamente in ogni contesto clinico, volevamo capire la validità di questi test, volevamo confrontare con il test molecolare, volevamo capire la giusta collocazione diagnostica di questi test. E ripeto, adesso, in base anche ai dati che sono stati sviluppati e prodotti da tutta una serie di laboratori e di altri contesti clinici,
abbiamo quella circolare ministeriale che è appena uscita dell'8 gennaio 2021 che ci dice come i test antigenici rapidi abbiano una loro esatta collocazione all'interno della diagnostica del Covid-19 e in particolare i test di terza generazione hanno dimostrato, almeno dai dati che abbiamo a disposizione, un'elevata sensibilità superiore addirittura al 90% e una specificità del 97%, che gli dati e sensibilità e specificità che li avvicinano veramente al test molecolare che rappresenta tuttora il gold standard per la diagnosi dell'infezione da SARS-CoV-2. Dobbiamo capire che i test antigenici e molecolari non sono test antitetici, sono test complementari che vanno utilizzati e contestualizzati a seconda della fase dell'infezione e a seconda delle anche possibilità diagnostiche che in un certo contesto abbiamo a disposizione. Sintetizzare la mia posizione in merito ad alcuni contenuti dell'articolo apparso in modalità online sull'Espresso, edizione mi pare dell'8 di gennaio 2021 e successivamente